l'ultimo chilometro terminava sul viale, sul per dare un finale più elettrizzante, proprio per creare un thrilling nel finale. Gli organizzatori, ripetiamo che anche la Frecciavallone viene organizzata come la Liegi-Bastogne-Liegi dalla società del Tour de France, hanno optato per questa salita che ora il terzetto affronta 800 metri alla conclusione, un'ascensione brutale con una pendenza massima del 20%, il rapporto con il quale i corridori affrontano questa ultima scesa è il 39/23 e adesso vediamo chi tra i tre moschettieri riuscirà a trionfare. Berzin in ultima posizione, 152 Berzin, 151 Argentin, 156 Furlan. Dovrebbe essere un testa a testa tra Argentin e Furlan. Berzin, come vedete, si mantiene in terza posizione. E si sta anche staccando perché si sta anche staccando, ha lavorato parecchio prima. Ha lavorato moltissimo, quindi rallenta Berzin. Testa a testa tra Argentin e Furlan, Argentin caschetto nero, sventola il tricolore, Argentin, eccolo qua, il 151, ripetiamo, caschetto nero per Moreno Argentin, caschetto bianco per Furlan, Furlan che si mantiene nella scia del suo maestro, è proprio il caso di dirlo. È stata davvero una programmazione perfetta, oggi tocca Argentin, sabato correranno tutti questi corridori della Gavis, questi tre grandi protagonisti per Furlan perché c'è di mezzo la Coppa del Mondo all'Amstel Gold Race, ma oggi tocca a lui, è giusto che sia così, anche perché non ha rubato nulla chiaramente. Moreno Argentin è stato bravo, è stato lui a lanciare questo attacco clamoroso a tre sul muro di Wii, si è accorto che gli inseguitori erano in crisi, è partito lui per primo ed è lui che merita di vincere questa Frecciavallone. Ed eccolo qua il principe di Vallonia, il principe di Liegi come lo avevano definito alla grande i giornali belgi, ha vinto 4 Liegi-Bastogne-Liegi, 2 Frecciavallone nel 90 e nel 91, Furlan rimane nella scia di Moreno Argentin, ultima stagione per il grandissimo Moreno che giustamente Beppe Conti ha ricordato, nessun atleta italiano ha mai vinto tante classiche quante ne ha vinte Moreno Argentin, e vogliamo ricordare che qualche anno fa, quando Moreno Argentin correva per la formazione dilettantistica della San Siro, Alcide Cerato ci disse: c'è un solo corridore tra i miei che farà una grande carriera, questo corridore si chiama Moreno Argentin. Aveva ragione, Moreno Argentin e Furlan con Berzin in terza posizione, sempre Argentin al comando, eccoci sul rettilineo finale, accelera, alza le braccia, Moreno Argentin ha vinto per la terza volta la Frecciavallone ed ecco che Furlan gli batte la mano sulla spalla. Non era mai capitato che una formazione dominasse una corsa in questa maniera. Primo, secondo e terzo che hanno fatto alla grande la corsa, che hanno annullato un ritardo, ed ecco che Berzin si classifica in terza posizione. Vediamo se il dominio degli italiani continuerà. C'è il campione olandese Breking in questo gruppo di ritardatari. La nostra situazione qui sul traguardo è tra le peggiori per quanto concerne seguire. Sudre mi ha chiesto se vogliamo, ecco qua c'è Della Santa con Bugno. Non era mai capitato che gli italiani dominassero in questa maniera. Ecco, nell'ordine vediamo Bugno e Della Santa, quindi Bugno al quarto posto e Della Santa quinto, ed eccoci con Casagrande, poi è la volta di Chiappucci, poi è la volta di Cassari, sembra di essere al campionato italiano, è la volta di Cassari, poi è Confrancese, Pansec, poi vediamo che arriva
Giovannetti, poi è la volta di Alcalá, il messicano, poi ecco Ballerini, 3 uomini della Mapei Class tra i primi 10, mentre ecco Cenghialta che ha lavorato a fondo per riportare il gruppo sui 3 battistrada. Primo Argentin, secondo Furlan, ecco Gelfi, poi dopo Gelfi ecco che arriva Rebellin, poi la volta di Yekimov, ecco che arriva il gruppo, vediamo Gotti in questo gruppo, Teunis, poi Elli, poi Rox, poi ecco Petito, poi è arrivato Tesching, poi